Bene, come di consueto spazio adesso alla rubrica di Amedeo Colella, noi torniamo dopo con gli ultimi aggiornamenti. Il periodo carnevalesco è un periodo lunghissimo a Napoli, comincia il 17 gennaio con la festa di Sant'Antonio Abate, questo rito purificatorio che apre le libagioni mangerecce che arriveranno fino al martedì grasso, quando poi si finisce con la sacramentale lasagna borbonica, la lasagna napoletana. Noi chiamiamo sanguinaccio una doppia crema di cioccolato fondente amaro nella quale però non c'è affatto traccia di sangue. In realtà il nome riguarda il periodo in cui questo dolce traeva proprio dal sangue di maiale, che veniva appunto zuccherato e se ne faceva un dolce prelibato dalle nostre parti. Intorno al 700 saranno le suore clarisse di Santa Chiara ad addizionare il cioccolato al sangue e nasce la bontà che conosciamo oggi, sangue più cioccolato. Poi nel 1992 la regione Campania vietò la vendita di sangue e allora sangue più cioccolato rimase solamente il cioccolato, ma noi continuiamo a chiamarlo ovviamente sanguinaccio per tradizione. Ma come lo mangiamo? Insieme alle chiacchiere, un dolce nazionale che ha un nome diverso in ogni parte d'Italia, si chiama bugie, frappe in ogni modo diverso. Da noi sono queste sottilissime strisce croccanti che si devono mangiare rigorosamente fritte, attenzione. No, perché ultimamente vedo un eccesso di queste chiacchiere al forno. Sì, francamente io sostengo sempre che una volta che sa da fu peccato sa da fa mortale, e poi per tradizione, diciamo la verità, i dolci carnevaleschi sono sempre stati dolci fritti. E poi mangeremo il primo migliaccio. Beh, il migliaccio è un dolce straordinario, già dal nome rivela le sue origini, si faceva con il miglio, oggi in realtà si fa con il semolino, è ancora poco conosciuto a Napoli, ma è molto conosciuto in provincia di Napoli e io lo trovo un dolce straordinario, ingiustamente considerato il parente povero della pastiera, ma ha una dignità tutta assolutamente sua, è un dolce antichissimo, ne parla finanche Giovan Battista Basile nel Lucunto di Lucunti, i migliacci napoletani. E infine ovviamente celebreremo il carnevale con la sacramentale lasagna. La lasagna è una scienza, è un piatto universale. Conoscete qualcuna che non ci piace la lasagna? Ecco, è il piatto di casa Borbone per eccellenza. Ferdinando II era affezionatissimo, suo figlio Francesco II addirittura aveva il soprannome di Lasa, Lasagnone, e questo verrà strumentalizzato poi all'indomani dell'Unità d'Italia, mentre è un affettuoso soprannome familiare. La lasagna borbonica era pingue, ricchissima, quella che facciamo noi, nulla a che vedere con la lasagna italiana, quella alla bolognese, per carità. A Napoli c'è un dibattito infinito. L'uovo ci vuole, la lasagna deve essere all'uovo, no, l'uovo va fatto sodo e va messo dentro. La lagana deve essere riccia oppure liscia, ci sono quindi guelfi e ghibellini che si combattono a tutta forza. Deve essere bianco o deve essere al sugo? Mi piace più la parte centrale, quella morbida, o quella quella croccante fatta al forno laterale. Insomma, un dibattito aperto. Ma nel periodo di carnevale la cosa più importante è che noi abbiamo licenza di mangiare quel che desideriamo, ottaffiatorie come si dice a Napoli, il buon mangiare e il buon bere, che peraltro in fondo è stato depenalizzato, sì, perché a Napoli il peccato di gola non è un peccato che va confessato, c'è un detto bellissimo che dice robe taffiatorie non si porto confessorie.